Beh, partiamo da questa, che è una riconoscenza tangibile di ciò che ha fatto un uomo, dedicando a lui una sala all'interno della quale ha lavorato e per molti anni ha dato alla città tutto, non solo da un punto di vista professionale ma anche e soprattutto da un punto di vista umano. Persone di cui avremo estremamente bisogno anche oggi, ce ne sono molte all'interno di questo ospedale e penso che sia giusto che anche loro, passando attraverso quella sala, ricordino uno che prima di loro li ha preceduti. La figura di un grande primario, di una persona che ha dato tanto e che ha lasciato il segno. Queste persone lasciano il segno dove lavorano e soprattutto lasciano l'esempio che deve essere il percorso da chi oggi ha grande competenza, ma deve anche essere persone che hanno anche una grande umanità come l'aveva lui. Mi spiace che si faccia passare l'idea ai cittadini, mi metto nei panni dei cittadini che sono a casa, magari ammalati, che sono letteralmente inquietati da notizie che non sono veritiere. La preoccupazione che hanno loro, ce l'hanno tutti, che è quella di avere medici e quella di avere personale. Abbiamo ripetuto in più occasioni che mancano in Italia 56.000 medici, dei quali 1.300 mancano in Veneto, ma non ci sono in Veneto non perché la regione non li vuole assumere, perché è difficile assumerli e trovarli. Per il resto abbiamo un numero di concorsi che abbiamo bandito, che sono stati banditi, che sono in corso, che siamo in grado di dimostrare che non è assolutamente vero quell'idea che si vuol dare di una regione che dorme mentre gli ospedali si spopolano. Poi dopodiché riconosco le difficoltà di questo mondo, del lavoro, i medici sono preziosi, li difendiamo sempre come tutti gli operatori del mondo della sanità, ma voglio ricordare che la sanità in Veneto significa 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate ogni anno, oltre 50.000 dipendenti, quasi 60.000 se ci mettiamo anche gli indiretti, e 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Parlare male della sanità del Veneto vuol dire far danni alla sanità del Veneto. La programmazione è sballata e il tema sono le scuole di specialità, servono più posti per specializzare, noi ne abbiamo circa 500, adesso se non ricordo male, a livello Veneto, però ricordiamoci che poi una volta specializzati questi medici vanno sul mercato globale, quindi prendono, se ne tornano magari a casa loro se vengono da altre regioni, fanno concorsi in altre regioni, per cui non è che 500 escono dalla scuola di specialità del Veneto e 500 verranno assunti del Veneto, magari fosse così. E quindi ci mancano pediatri, ci mancano anestesisti, ci mancano ortopedici, mancano tutti questi radiologi, ci mancano tutti coloro che comunque sono delle professionalità che sono strategiche. Il Veneto ha in alcuni casi un quarto di ospedalizzazione rispetto ad altre regioni, ciò vuol dire che a parità di patologia si sta un quarto del tempo in quel letto. Valutiamo invece come vengono utilizzati i letti, non quanti sono i letti. Ad esempio Treviso avrà 600 letti ad alta specializzazione, cosa che altri ospedali ancora oggi non hanno. Chiediamo posti ad alta specializzazione più che chiedere posti generalisti. La sburocratizzazione sarebbe il sistema migliore, però insomma il sistema funziona. Si può sempre migliorare, però ricordiamo anche, vorrei che qualcuno si guardasse indietro, guardasse anche in qualche altra regione o in giro per il mondo, magari in quelle realtà che vengono definite eccellenti, e poi le confronti con la sanità del Veneto, perché ho l'impressione che bisogna avere anche un po' di più piedi per terra rispetto a queste.